Ci troviamo a dover trattare l'ennesimo decreto legge, ovvero il 133/2013 recante disposizioni sull'IMU, alienazione di immobili pubblici e Banca d'Italia, che abusa del concetto di urgenza e lo sfrutta per far passare qualcosa che di urgente in realtà non ha proprio nulla. Le urgenze, lo sappiamo tutti, sono altrove, ma questo governo finge di non saperlo. Intanto però sfrutta questi provvedimenti come strumenti per tutelare ben determinati interessi. Per me, con questo voto, oggi, quest'Aula tradisce lo Stato italiano e tutti i suoi cittadini. Vi accuso di essere dei traditori dello Stato italiano. Onorevole Fico. Lo abbiamo visto con la legge di stabilità, lo vediamo oggi con il decreto legge IMU Banca Italia. L'obiettivo primario del governo sembra essere quello di soddisfare unicamente le lobby, a danno dei cittadini. Il potentato del giorno è quello delle banche, a cui questo governo, come quelli precedenti, non smette di fare regali. E se non era per il Movimento 5 Stelle fuori la Commissione Bilancio, questo ennesimo scandalo non usciva fuori in questo Paese. Noi siamo un'operazione in questo momento bassa marea, facciamo venire a galla tutto quanto e i cittadini se ne accorgeranno e vi porteranno il conto. Qual è l'omaggio questa volta? I cittadini devono sapere che l'urgenza del decreto è dettata dalla necessità di rivalutare il capitale sociale della Banca d'Italia, operazione che non era mai stata fatta in 77 anni e non era più procrastinabile a quanto pare. Non si poteva aspettare ancora un po' in più in modo da dare priorità ad altre questioni che meritano forse soluzioni più tempestive e urgenti? No, andava fatto adesso. È giunto il tempo di sanare questa anomalia, facendo contenti gli istituti di credito e assicurativi. Vede, Presidente, in genere in qualsiasi società di capitali, quando si deve procedere alla rivalutazione del capitale, è l'azienda che chiede ai soci la liquidità necessaria per l'aumento di capitale. Qui invece è la stessa Banca Centrale a mettere a disposizione parte delle proprie riserve per la ricapitalizzazione. Cosa significa tutto ciò? Significa che con l'approvazione, sempre se ci riuscite, del provvedimento, istituiti come Intesa e Unicredit, che sono in testa tra i soggetti azionisti di Banca Italia, incasseranno un guadagno compreso tra 2,7 e 4 miliardi di euro e sentitamente ringraziano i governi a servizio delle banche private. Chi non ringrazia sono invece i disoccupati, i cassaintegrati, i lavoratori con redditi bassi, le cui urgenze non hanno a quanto pare bisogno di risposte celeri. Possono aspettare, come sempre. Guai a prendere in considerazione una forma di sostegno a loro indirizzato come quel progetto di reddito di cittadinanza che noi del Movimento abbiamo presentato e che voi non volete minimamente esaminare e prendere in considerazione. Ovvio, permetterebbe di aiutare quelle lobby così poco potenti che è quella dei cittadini di questo Paese, che si trovano in difficoltà e che non possono arrivare non all'ultima settimana del mese, signor Presidente, ma alla seconda. Paradosso dei paradossi è che con la conversione in legge di questo decreto Banca Italia si potrebbe trovare nella posizione di dover acquistare in un secondo momento le proprie quote poco dopo averle vendute, il mondo all'incontrario, e le dovrà comprare a un prezzo superiore rispetto a quello al quale poi le potrà vendere nuovamente. Il governo ha infatti stabilito che nessun azionista di Banca Italia potrà possedere più del 3% della Banca Centrale e così Intesa e Unicredit, che insieme hanno in mano più del 64% del capitale, oltre a rivalutare contabilmente le loro quote, dovranno metterle sul mercato. Se nessuno si farà avanti per comprarle, sarà la stessa Banca d'Italia ad acquistarle e a tenerle temporaneamente in mano fino all'arrivo di nuovi adeguati compratori. O peggio, le quote extra potrebbero finire a soggetti controllati da banche straniere, rischiando un altro colpo alla nostra sovranità economica, con il beneplacito di Letta e del suo governo. Fortunatamente adesso in Parlamento c'è anche il Movimento 5 Stelle, che per la prima volta da decenni si batte in quest'Aula come una vera opposizione deve fare e si fa carico degli interessi delle lobby dei cittadini, scarsamente rappresentata tra i corridoi e le sale di questo palazzo. In 20 anni avete fatto una falsa opposizione, la destra verso la sinistra e la sinistra verso la destra. Questa è la ratio degli ordini del giorno che noi del Movimento abbiamo presentato. Abbiamo preso un impegno con le persone, con lo Stato che amiamo e denunceremo tutto ciò che qui dentro viene deciso a scapito della collettività e potete contarci, ci spenderemo fino all'ultimo per rimediare ai disastri che voi ogni giorno fate, ma non ve lo permetteremo più. La ringrazio.